la lettura del ponderoso e affascinante volume di Salvatore Cuvetti mi ha certo interessato, ma mi ha fatto entrare in un clima così intenso, per tanti versi di sofferenza, nel rivivere situazioni, speranze, delusioni che hanno costituito sostanzialmente il tessuto della mia vita. Ed il lavoro di documentazione e di analisi che Salvatore Cuvetti ci propone ci consente una valutazione retrospettiva di circa 40 anni della nostra vita pubblica e costituisce un prezioso itinerario per gli studiosi che nel prossimo futuro vorranno approfondire le ragioni dei processi evolutivi o involutivi, se preferite, dell'esperienza autonomistica sarda, fiorita fra tante speranze a conclusione di un millennio che, pur avendo visto il fervido diffondersi dei liberi giudicati, è stato sostanzialmente dominato, l'intero arco del millennio, da pesanti forme di colonizzazione esterna. L'attenzione di Cuvetti si sofferma sulla vita del partito, sui protagonisti, sui loro rapporti, sul loro diverso atteggiarsi dinanzi ad accadimenti che da cronaca diventano storia, in una dinamica che non concede soste, emarginando chi non ne coglie la rilevanza o l'indirizzo. Si susseguono così sul proscenio della nostra storia personaggi fervidi di intelligenza, di energia, di dedizione, ora razionali interpreti dei molteplici fattori che interagiscono nel determinare gli eventi, ora abbagliati da ideali utopie, ma tutti sospinti dal generoso empito di solidarietà per i deboli, per i diseredati. A mio avviso, per riuscire a cogliere il senso profondo del travaglio o del travagliato impegno sardista, è essenziale tener conto dell'emergere nel quadro politico definitosi nell'immediato dopoguerra di due grandi formazioni politiche, la Democrazia Cristiana ed il Partito Comunista. Due formazioni non nuove per quanto attiene ai valori ideali, ma totalmente nuove per quanto a strutture organizzative diffusamente presenti su tutto il territorio nazionale. Due partiti che si caratterizzano in virtù di apparato gerarchico che mantiene costanti collegamenti tra centro direzionale, strutture intermedie e le più lontane e sperdute periferie. Un dispiegamento di forze attivato da un esercito di funzionari che costituivano supporto all'operare dei politici e dalla macchina propagandistica costantemente incombente sull'opinione pubblica. Il confronto tra queste forze politiche non si esauriva nel dibattito sull'organizzazione istituzionale dello Stato, sugli interessi economici e ceti sociali rispettivamente rappresentati, ma era fortemente condizionato dai grandi schieramenti internazionali generati dalla guerra fredda tra America e Russia. La stessa Chiesa, Vaticano in testa, preoccupata del possibile affermarsi in Italia di un regime comunista, è scesa nell'agone politico forte del suo ascendente spirituale ed organizzativo, intimando ai fedeli di costituirsi, attraverso la DC, in un possente sbarramento al dilagare comunista. In questo clima non sono mancati in Sardegna, come in tutto il Mezzogiorno, specie nelle aree dell'arretratezza rurale, forme di intollerabile pressione morale. Il Partito Sardo è stato in tal senso uno dei bersagli privilegiati. Non eravamo solo noi a prenderci a pugnali, ma erano soprattutto gli altri a volere i voti nostri. Ma i voti sardisti facevano
gola ad un tempo e ad un tempo paura ai vari schieramenti politici. L'autonomia veniva presentata, per esempio, dalla sinistra come una sorta d'area di isolamento, di rifugio dei conservatori più retrivi, ancorati ad una visione statica della società pastorale, pavidamente preoccupati dei cambiamenti rivoluzionari che con il vento del nord i compagni continentali avrebbero realizzato anche per noi sardi. Si giunse all'assurdo di presentare i pastori, definiti allora armentari, i ricchi armentari, che passavano di notte alla Diaci e che costituivano la componente più forte della base elettorale sardista, come affamatori del popolo. E in tale contesto il partito è riuscito a diffondere il suo messaggio in uno spirito che stasera, ma tante altre volte, l'amico Lellio ha definito resistenziale, in uno spirito resistenziale e che direi eroico. Non ci si difendeva solo dalla propaganda invasivamente presente dovunque di democristiani e socialcomunisti, ma altresì dall'azione discriminatoria che il sistema di potere costituito da banche, fede-consorzi, consorzi agrari, di bonifica, uffici di collegamento, di assistenza, patronati e quant'altro organizzativamente attivato a tutela delle diverse fasce sociali, esercitava in manifesta funzione elettorale a pro dell'uno e dell'altro dei due partiti. Solo in Sardegna si contavano oltre 2000 funzionari di partito e delle organizzazioni parallele che a costi d'oggi rappresentavano una spesa di oltre 100 miliardi annui. Il Partito Sardo non aveva né soldi, né amicizie americane, né russe, né enti che intervenissero in suo favore. Riuscire a sopravvivere politicamente in un tale contesto ha costituito un esempio di fervida dedizione ai grandi valori ideali dell'autonomia, ma anche una forte e vigorosa capacità di lotta, che si è diffusa su tutto il territorio regionale con nuclei di militanza capaci di sfidare isolamento, sopraffazione e non di rado lo scherno. Erano gli apostoli di quel federalismo che oggi sembra accomunare sotto una grande bandiera gli eredi diretti ed indiretti di quei partiti che, comandando oggi come ieri, hanno fatto di tutto per affossarlo. La cosa più triste è il constatare come il dilagare tumultuoso quanto recente della conversione di tanti neofiti non nasce dall'affermarsi dei valori ideali come momento nel quale libertà e responsabilità diventano forza democratica di autogoverno, ma piuttosto la paura della secessione leghista maturata nella protesta fiscale dei ricchi, stanchi di sopportare il presunto fardello dell'assistenzialismo ai poveri. Il Partito Sardo è andato avanti per la sua strada difficile, confrontandosi con una realtà attivamente ostile, forte solo del suo patrimonio ideale che conferma alta dignità ha saputo conservare durante questo mezzo secolo di non serena e per tanti versi oscura storia repubblicana. Ma la sua lotta era impari, condannato sulla base dei numeri alla inesorabile sconfitta. Si sa, la gente non ama perdere, tende a schierarsi col più forte. Vocazione questa particolarmente diffusa fra i detentori del potere, intellettuali e non di rado gli artisti tradizionalmente presenti a corte. Solo nobili minoranze rispondono a vocazioni ideali che seguono senza tentennamenti nella buona come nella cattiva sorte. Ebbene, nel contesto avanti descritto, il Partito Sardo, così fermamente credo, avrebbe potuto vincere la sua battaglia, ottenendo il consenso della stragrande maggioranza dei sardi. Vi sono momenti nella storia nei quali i popoli sfidano i potenti, i grandi apparati e travolgono regimi ed imperi, regni ed imperi che pur dispongono degli strumenti ora subdoli, ora brutali della forza, quando non della tirannia.
I popoli infatti si mobilitano solo in virtù di grandi valori dello spirito. Quando la grande luce di nobili ideali denunzia ed evidenzia le iniquità diffuse come una lebbra tra le moltitudini, queste sono pronte ad insorgere e battersi per il grande riscatto. È però necessario, direi essenziale, che abbiano fiducia, soprattutto nei loro capi. Uno che li guidi attraverso gli scontri più drammatici alla sognata vittoria. E quanto più difficile e aspro si presenta lo scontro, tanto più cresce la figura della guida che nell'immaginario popolare diventa leggenda. Nel primo dopoguerra i sardi erano nella stragrande maggioranza sardisti. Si sentivano partecipi di una statualità espropriata con la violenza dai dominatori esterni ed erano fervidamente disponibili alla sua riconquista. Attendevano il ritorno di quelli che con profondo affetto consideravano il loro capo, l'uomo che aveva saputo sfidare l'arrogante violenza dei fascisti, il carcere, l'esilio, in nome di una sardità che non aveva mai tradito né rinunziato. Un uomo che aveva scritto pagine di leggendario eroismo nella guerra, nella guida degli uomini affidati al suo comando in guerra, come nelle aspre battaglie civili nel tempo di pace. Questi era Emilio Lussu. Al suo apparire si raccoglievano le moltitudini. Al suo passaggio in Sinai i popolani avevano steso nella strada i preziosi tappeti di famiglia, coprendoli di petali di rose e fiori come nella processione del Corpus Domini. Sì, la Sardegna era sardista, ma non lo era più Lussu. Era sempre aperto ai problemi della sardità, ma non accettava la militanza nel partito regionale. In effetti, prima di rientrare in Sardegna aveva dato vita ad un partito nazionale di cui era incontrastato leader, il Partito Italiano d'Azione. Riteneva del tutto naturale farvi confluire il partito sardo, costituendo così una prima base territoriale di un'organizzazione al cui vertice era fluito il fior della cultura politica italiana e di parte sarda. Ricordo a questo proposito il congresso di Macomer, al quale Francesco Fancello, ricordato con tanta puntualità sia nel libro di fumetti che dal nostro amico Murtas, Francesco Fancello propose, atteso il rifiuto della confluenza, il collegamento permanente fra il Partito Italiano d'Azione e il Partito Sardo, definito non come poi verrà definito nel documento finale, ma nel documento proposto da Fancello, articolazione regionale di quello italiano, proposta anch'essa respinta dai dirigenti come dalla grande assemblea del congresso. Ricordo soprattutto i discorsi di Lussu, le trepidanti attese di tanti giovani che aspettavano come terra riarsa la rugiada benefica del suo messaggio, il discorso nel largo Carlo Felice di Cagliari ed un incontro che ebbe con noi, allora giovani, nel salone della Camera di Commercio di Nuoro. Gli facemmo tante domande alle quali ebbe la pazienza e la cortesia di rispondere con la sensibilità responsabile di un futuro capo di governo dello Stato italiano. Perché questi erano i discorsi di Emilio Lussu, la preoccupata descrizione delle devastanti distruzioni belliche subite dalle grandi infrastrutture viarie, ferroviarie e aeroportuali italiane in uno all'apparato industriale del nord come del permanere del blocco agrario nel sud. Certo, parlava di Sardegna, ne parlava con passione, con conoscenza, ma all'interno di un quadro il cui punto di irradiazione era Roma e non Cagliari. La delusione fu tanto amara quanto raggelante. Per preoccuparsi della Sardegna attraverso le terapie elaborate a Roma non c'era proprio bisogno del partito sardo. Tanto valeva militare secondo le personali vocazioni di ciascuno nei partiti nazionali. La preferenza andava ovviamente ai più forti. E così anche in Sardegna si è riprodotta a grandi linee la geografia politica diffusa e presente nel resto d'Italia. Certo, a diversificarla concorre la presenza del partito sardo, ma ridotta ormai
al ruolo complementare delle altre forze politiche nazionali in relazione alla propria forza elettorale. Il primo e più importante vulnus alla grande mobilitazione dei sardi viene quindi da un contrasto interno al partito, di quel partito che avrebbe dovuto guidarlo. Dopo i tentennamenti iniziali, l'uscita dal partito di Lussu e degli amici che lo hanno seguito ha privato il sardismo non solo di uno dei suoi dirigenti più preparati e prestigiosi, ma dividendone le forze ha sortito un effetto disgregante che ha deluso quella militanza che vedeva all'origine della rottura, secondo certi giudizi abbastanza epidermici, non tanto un diverso approccio al grande tema dell'autonomia, ma piuttosto contrasti personali di potere, e l'effetto fu, ripeto, disgregante. Di più, per motivare la loro uscita dal partito, i lussiani accusarono strumentalmente i dirigenti del partito di separatismo, di conservatorismo, accusa che deve considerarsi del tutto strumentale, posto che Bellieni, Mastino, Foggiano, Luigi Battista Pugioni, Gian Giorgio Caso, Salvatore Sali, Anselmo Conto, Piero Soggio, Giovanni Battista Melis, tanto per citarne alcuni, erano ferventi federalisti, alcuni di loro pluridecorati nella guerra 15-18, ma nettamente contrari a qualsivoglia forma di separatismo. La verità sia che Lussu e i suoi amici enfatizzarono nella circostanza lo stesso tipo di accuse mosse da destra e da sinistra contro il Partito Sardo. Anche le accuse di conservatorismo erano del tutto infondate e pretestuose. Non si vuole escludere che taluno fra i dirigenti si ispirasse a un certo tipo di riformismo paternalistico, ma va sottolineata con energia l'irrilevanza di posizioni individuali in considerazione della proposta politica concretamente assunta e parzialmente attuata dalla componente sardista dei governi regionali. Basterà ricordare in proposito l'esaltante coraggio con il quale gli assessori sardisti hanno sfidato i tre grandi monopoli che colonizzavano, strangolandola, l'economia sarda. Quello elettrico imposto dalla più potente lobby finanziaria italiana, la Edison, che esercitava quasi potere sovrano sullo sviluppo, concedendo ma soprattutto negando l'energia alla comunità, tanto che all'atto dell'insediamento del primo governo regionale ben 170 paesi sardi non disponevano di forza motrice e illuminavano le loro notti con le candele steariche o a carburo. Su proposta sardista si diede vita all'ente sardo di elettricità, alla cui iniziativa si deve la realizzazione delle centrali termoelettriche di Portovesme e Carbonia alimentate dal carbone Sulcis. Fu un'intuizione lungimirante, perché affrancava l'economia sarda dall'asservimento esterno, incrementando il potenziale elettrico da 400 milioni di kilowattora ad oltre 4 miliardi e creando così le premesse dell'autonomia dello sviluppo con la valutazione di qualità. In conseguenza di così larga disponibilità energetica si sviluppò in Sardegna, oltre l'insediamento di alcune industrie di base che crebbero poi a dismisura dopo l'uscita dei sardisti dal governo regionale, il fiorire di un gran numero di industrie medie e piccole, industrie manifatturiere rese competitive proprio in virtù della politica di tariffe di favore praticate dall'ente sardo di elettricità. Nemmeno significativa fu la lotta contro il trust lattiero caseario rappresentato dal duo industrial finanziario Locatelli Galbani, che esercitando incontrastato monopolio sul mercato sardo costringeva i pastori a svendere le produzioni a un cosiddetto prezzo di piazza unilateralmente fissato dagli acquirenti, una brutale forma di spoliazione sistematica del reddito sardo nel settore della zootecnia. I caseifici finanziati allora con legge proposta dagli assessori sardisti Caso Soggiu hanno consentito alla stragrande maggioranza dei pastori costituiti in cooperativa di procedere in forma diretta alla trasformazione del prodotto, incorporando così in proprio favore il valore aggiunto per giungere oggi a trattarne direttamente il commercio nazionale ed internazionale attraverso il consorzio regionale delle cooperative.
Analoga iniziativa fu sviluppata con notevole successo nel settore delle uve da vino, così come grande significato politico, lo ricordava anche Murtas, assume lo scontro da subito promosso dall'assessore sardista ai trasporti contro la Fiat, Stangoni, che esercitava il monopolio, non Stangoni ma la Fiat, dei trasporti su strada, servendo solo i bacini di traffico che garantivano larghi margini di utile, lasciando così la maggioranza dei paesi sardi nel più totale isolamento. In meno di un anno il monopolio fu letteralmente polverizzato, passando attraverso i nuovi concessionari da 7.000 km percorsi giornalmente dai pullman Fiat ad oltre 17.000. Ma la delegazione sardista qualificò il suo impegno di forza rivoluzionaria, volta a scuotere dal profondo la rassegnata apatia del mondo rurale, con alcune proposte di legge che suscitarono l'allarmata reazione della destra conservatrice sarda e del governo nazionale. La prima imponeva ai proprietari terrieri, che pesavano in termini di largo assenteismo sulla rendita fondiaria, di destinare una determinata percentuale delle superfici coltivabili a culture foraggere, pena la requisizione e conseguente assegnazione del terreno ad una cooperativa che ne avesse fatto richiesta, così da garantire al patrimonio zootecnico sardo disponibilità alimentari anche nelle frequenti annate di siccità. Questa legge venne bocciata col voto contrario delle sinistre, cui si aggiunsero i franchi tiratori della destra democristiana. E la seconda, approvata dal Consiglio regionale ma bocciata dal governo, poneva mano ad una parziale riforma dei contratti agrari. Eravamo cioè sulle premesse della riforma agraria, ma finalizzata e mirata alla realtà sarda. Ne va dimenticata la cacciata dalla Sardegna e dall'Italia del direttore generale del gruppo minerario Montepone Montevecchio della Pertusola, deciso per la prima volta nella storia italiana, su sollecitazione dell'allora assessore all'industria, solidale con i minatori, ai quali quel direttore generale negava il diritto all'apertura del confronto sui temi della sicurezza, della produzione, del salario. Ho solo citato alcuni esempi significativi che smentiscono la visione conservatrice e succuba della dirigenza sardista mossa contro di loro, politica che risulta invece fervidamente aperta al nuovo, capace di cogliere le vibrazioni di un'economia che si adegua ai ritmi del mondo che cambia. Una politica che sortì in vero risultati straordinari. Sotto l'impulso dell'azione sardista il prodotto interno lordo sardo per diversi anni crebbe di tanto da segnare l'indice più alto registrato in Italia, per cui l'assessorato all'industria ottenne, primo ed unico ente politico italiano, il riconoscimento che viene tributato all'industriale che nel corso dell'anno abbia saputo meglio distinguersi per creatività, dinamismo, managerialità e valore sociale delle sue iniziative. Il Mercurio d'Oro, che ironia della sorte, inconsapevole dell'attuale rovinosa decadenza industriale sarda, risplende inutilmente alato e vittorioso nella vetrina a lui riservata nella stanza dell'assessore sardista all'industria. Il Partito Sardo preoccupava quindi il sistema di potere, oltre che per il suo potenziale elettorale, temporaneamente infrenato dalla scissione, ma altresì per la politica aperta al respiro del nuovo, modernamente progressista, ma insofferente di qualsivoglia condizionamento, sia economico che confessionale. I sardisti davano fastidio, tanto che la destra democristiana, per allontanarli dal governo, non esitò ad allearsi con i monarchi commissini, dando vita ad un monocolore DC che si reggeva con i loro voti determinanti. Il partito avvertiva con grande reattività le vicende del governo ed i dissensi al suo interno erano, come ovvio, fortemente influenzati ed enfatizzati dai risultati elettorali non esaltanti. Va detto in proposito che importanti componenti interne alla DC, oltre a condividere con la maggioranza la vocazione all'occupazione generalizzata anche nei più sperduti centri di potere, non solo operava per logorare l'alleanza di governo con il Partito Sardo, ma ne attaccava gli esponenti,
dai vertici sin nelle più lontane periferie, tentandone in genere con successo l'isolamento. Nei confronti dei più deboli veniva regolarmente praticata la discriminazione dei benefici, elargiti invece ai propri amici e agli avversari, meglio garantiti dalle rispettive organizzazioni politiche o di categoria. La militanza sardista era difficile, era gratificante solo sul piano morale. E quindi che significato dare? E se ne è parlato e ripetutamente, anche stasera, all'uscita del gruppo che per brevità chiamerò Pulighetto, Corona, Rui, confluiti nel Partito Repubblicano alla vigilia delle elezioni regionali del 69. L'ampia documentazione puntualmente riportata da Salvatore Puedo indica nell'accusa di separatismo la ragione della rottura, ma la smentita viene da una fonte tanto autorevole quanto insospettabile, Ugo La Malfa, segretario nazionale del Partito Repubblicano, nelle cui file erano confluiti i dissidenti, perché in una lettera indirizzata a Giovanni Battista Melis, segretario del Partito Sardo d'Azione, spiega le ragioni della rottura fra i rispettivi partiti, con la seguente motivazione: voi siete federalisti, scelta di per sé legittima e rispettabile, noi no. Continuava contestando la proposta di un Senato pariteticamente rappresentativo delle regioni e della Corte Costituzionale eletta con pari numero di rappresentanti dai poteri centrali e regionali. Andiamo per strade diverse, così in sostanza concludeva, per cui le nostre vie si separano. Liquidata così come strumentale l'accusa di separatismo, che riguardava peraltro singole persone che mai divennero maggioranza, non resta che individuare il malessere avvertito da alcuni gruppi dirigenti per la precarietà del ruolo sardista, sia nelle istituzioni che nel consenso elettorale. Si comprende allora come personalità in grado di offrire contributi sostanziali al perseguimento dei valori e dei grandi valori proposti dal sardismo abbiano fatto scelte che, allontanandoli dal partito, ha loro consentito di inserirsi in termini più fecondi nei processi di sviluppo di cui la Sardegna aveva ed ha tanto bisogno. Va inoltre detto che soprattutto i giovani avvertivano il fascino delle proposte culturali di cui specie il Partito Comunista era diventato punto di riferimento e di grande diffusione. Dal centro studi delle Frattocchie uscivano personaggi del livello di Nilde Iotti, Alfredo Raitri, Maria Antonietta Macciocchi, Luigi Pintor e tanti altri che, della nascente e ancora inesperta democrazia italiana, costituivano l'aristocrazia intellettuale. Erano presenti dovunque, nei pubblici dibattiti, nel giornalismo di massa, in quello specializzato, alla radio e a suo tempo nella televisione. Il partito li mobilitava e li utilizzava attivando al loro mezzo fondazioni culturali quali la Gramsci e riviste prestigiose come Rinascita. La cultura marxista, che i raffinati allora chiamavano marxiana, era diventata di fatto egemone nella società italiana e particolarmente fra i giovani. Di alto livello, pur se meno diffuso, era il prestigio culturale dei repubblicani, dei quali si diceva scherzosamente che non avevano la base ma l'altezza. Base elettorale. Le loro non frequenti comparse in televisione suscitavano sempre grande interesse e apprezzamento e, anche se in minor misura, consenso. Emergevano così tematiche di grande interesse politico-culturale che però oscuravano e spesso coprivano tutto il grande dibattito sui problemi dell'autonomia federalista e sugli obiettivi del governo regionale, per il cui mancato conseguimento però il partito sardo veniva regolarmente additato all'opinione pubblica come responsabile di quei fallimenti e quindi di altro tradimento dei suoi stessi ideali. L'eco di questo ingeneroso vociare rimbombava nei convegni di partito e fra gli iscritti, esasperandone le interne contrapposizioni. E in un tale contesto l'imputato principale era il segretario del partito, Giovanni Battista Melis, che pur soffrendone non ebbe mai dubbi o tentennamenti.
La sua patria politica fu il sardismo, gelosamente praticato, esaltato, difeso come valore spirituale prima ancora che obiettivo politico. Adesso dedicò la vita con un impegno che aveva il dono della freschezza trepidante, che non conosce stanchezza né assuefazione, ma riscopre in ogni istante la bellezza di un ideale che inonda di luce la sua vicenda umana. Ci si interrogava sui motivi del costante calo dei consensi e una parte della dirigenza sardista, pur tributando a Giovanni Battista Melis unanime, indiscusso affetto, pensava soprattutto fra i quarantenni che il suo rifiuto del separatismo costituisse remora all'esplodere di un consenso generalizzato che sembrava essersi chiaramente manifestato nel corso della marcia Cagliari-Ollolai-Sassari, effettuata con crescente ed entusiastica partecipazione popolare da Michele Columbo. E proprio intorno a Michele Columbo si è raccolto un gruppo di vecchi, fedeli sardisti che a conclusione del XVII congresso ne determinarono l'elezione a segretario regionale in sostituzione appunto di Giovanni Battista Melis, eletto a sua volta presidente del partito. All'interno di questo gruppo si distinguevano alcune figure di particolare spicco, consegnate ormai alla storia del partito per il vigore del loro impegno e la forza creativa delle proposte politiche. Tra queste emergeva insieme al padriese Antonino Cambule l'architetto Antonio Simon Mossa, al quale si deve la grande battaglia volta a fare del partito il convinto assertore del diritto dei sardi al normale uso del proprio patrimonio culturale ed in particolare della lingua, considerata componente essenziale della nostra identità etnica. In effetti la lotta promossa dal partito tendeva sin dalle sue lontane origini a promuovere fra le genti di Sardegna la consapevolezza di appartenere ad un popolo assurto attraverso la sua lunga e travagliata storia a forza e dignità di nazione, impegnata proprio perché tale ad assumere su di sé la responsabilità dell'autogoverno. Ma salvo fugaci cenni di Camillo Bellieni, non si colse la rilevanza politica che la cultura e la lingua in modo specifico avrebbero potuto dispiegare fra le popolazioni sarde. L'irrompere di Antonio Simon Mossa fu sotto questo profilo un fatto fortemente innovativo, inizialmente sconcertante, che lasciò perplessi anche tanti sardisti, me compreso. Ma non Giovanni Battista Melis, che divenne sin da subito uno dei suoi più fervidi sostenitori. Nei limiti delle possibilità lo valorizzò, gioì per la sua elezione a segretario provinciale di Sassari. In effetti, quindi, la sostituzione di Giovanni Battista Melis con Michele Columbo alla guida del partito non si pose come momento di discontinuità e quindi di promozione di un nuovo consenso. Perché si verificasse un recupero di consensi dovemmo passare attraverso due esperienze, tanto traumatizzanti e contestate quanto necessarie: l'alleanza elettorale col Partito Comunista, profondamente trasformato da Enrico Berlinguer dopo il cosiddetto strappo con Mosca, e la ripulsa dello stalinismo in occasione del rinnovo del Parlamento nazionale sia nel 73 e nel 76. L'operazione consentì di scrollare di dosso al partito l'accusa di essere retrogrado, legato ad un'immagine statica della Sardegna pastorale, incapace di cogliere i messaggi del rinnovamento che venivano dal tumultuoso evolversi delle dinamiche sociali. Ancora 2 pagine. Accuse destituite di qualsivoglia fondamento, posto che si deve proprio all'iniziativa degli uomini del partito il dischiudersi di orizzonti aperti ai grandi temi del rinnovamento sia economico che istituzionale ed infine anche culturale. Ma tant'è, questa era l'immagine che ci avevano appiccicato addosso e di questa ci dovevamo liberare. Giovanni Battista Melis, pur angosciato, capì e favorì l'operazione e fu proprio a conclusione della seconda legislatura, torno agli anni '80, sperimentata in unità elettorale con il Partito Comunista, che nelle elezioni del 79 l'indice del consenso sardista iniziò a risalire. Ridiventarono quindi
attuali i temi di zona franca, di continuità territoriale, di recupero culturale. Si ottenne così di richiamare intorno alle bandiere del partito un crescente numero di consensi, ma fu soprattutto il suo autonomismo nutrito di federalismo. Che i sardisti avessero ragione e torto i partiti nazionali e quanti scoraggiati dal difficile e contrastato cammino affrontato dal partito si erano, come dire, allontanati, lo conclama il riconoscimento unanime del coro federalista di tutta la politica italiana. Personalmente ho l'orgoglio di questa militanza, proprio in nome di tanta esaltante solitudine. Ma la testimonianza e il messaggio sardista ha la forza della storia. No, né Melis, né lo stesso Bellieni, né il lusso federalista erano né sono ancora oggi superati. Sono figure che risplendono nella storia del partito e della Sardegna. Dopo di loro il partito ha avuto un grande successo, quasi una grande vampata che si è andata progressivamente spegnendo nell'arco di 10 anni. Sul perché siamo cresciuti, pur in assenza dei padri fondatori, la storia è ancora da scrivere, come da scrivere la crisi che ne è seguita. Si tratterà di analisi supportate da argomenti e riferimenti più o meno condivisibili, che potranno essere magari superati da ulteriori e successive valutazioni. Ma ciò che non potrà mai essere né cancellato né superato è il sardismo, fonte viva di democrazia che si alimenta di valori universali, di libertà, di giustizia.